Buongiorno, questa è Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, siamo su Radio Libertà. Anche questa puntata va in onda come la precedente dalla Mostra del Cinema di Venezia che si avvia alla chiusura. Oggi vedremo gli ultimi due film in concorso, sabato, cioè domani, verrà proclamato il vincitore del Leone d'Oro. Ora, parto da Venezia, tanto perché mi piace raccontarvi qualche aneddoto su quello che ho visto, ma perché poi diciamo, ciò di cui si parlerà oggi e nei prossimi giorni, anche dal punto di vista del libro, è la serie TV M, ovvero dedicata a Mussolini, tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, il primo volume M, il figlio del secolo, di una trilogia che ha avuto un discreto successo di classifica e che ha vinto anche il premio Strega. Ieri è stata trasmessa, cioè è stata proiettata appunto la serie per intero e subito diciamo che oggi registriamo una serie di polemiche sui giornali. Comunque prima vorrei raccontare qualche cosa di più leggero. Questa è stata diciamo la prima edizione della Mostra del Cinema con Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale. La Mostra del Cinema è un'emanazione della Biennale, quindi in un certo senso è stata la prima mostra del cinema di destra, tra virgolette, perché poi di destra non ha avuto praticamente niente. Si è parlato poco di politica militante, si è parlato molto di arte cinematografica e questo ci sembra già un deciso segno positivo per la mostra. Le istituzioni sono state invisibili, tranne diciamo nei momenti in cui era richiesta la loro presenza, e anche questo ci sembra un fatto positivo, un voler stare dietro le quinte, non voler occupare il palcoscenico a tutti i costi e preoccuparsi invece che la manifestazione filasse liscia, ed è filata perfettamente liscia. Quindi bravo Pietrangelo. Devo dire che quest'anno c'era pieno di star americane, le ho incontrate, ho avuto la possibilità di incontrarle più o meno tutte, e direi che la palma della simpatia, intanto gli americani in generale sono simpatici per contratto, quindi nei 30 minuti che ti riservano sono assolutamente gentili, educati, in linea di massima disponibili, e però sono anche spietati, nel senso che a scaduta la mezz'ora prendono su e se ne vanno, ti salutano e se ne vanno, e non ci sono santi, non puoi fermarli in alcun modo. Comunque, diciamo, andiamo in ordine. La prima che si è presentata a Venezia è Angelina Jolie, che interpretava Maria Callas, un'interpretazione a tratti deludente, perché innanzitutto perché Maria Callas parlava 5 lingue e nel film invece si parla soltanto in inglese. Questo già mi ha lasciato un po' perplesso. La Jolie però diciamo che si riscatta perché ha voluto cantare effettivamente le parti richieste dal copione, e l'ha fatta, ovviamente un gesto temerario, perché sebbene la Callas sia ritratta negli ultimi anni della sua vita, quando diciamo la voce era un po', non era più quella di una volta, comunque ci voleva in ogni caso coraggio per fare la Callas. La Jolie ha imparato a cantare e devo dire che in quelle parti risulta, se non convincente, comunque diciamo lì ha fornito veramente una prova da attrice. Dal vivo diciamo, si presenta con un aspetto, come dire, quasi emaciato, magrissima, disponibile, molto fredda, il contrario della Kidman, che invece ha fatto un mini show in conferenza stampa, concluso con uno scherzoso elogio dell'orgasmo femminile. Poi abbiamo avuto Brad Pitt e George Clooney, che sono due gigioni, hanno fatto uno spettacolo incredibile, sono da uomini di spettacolo appunto consumati, fin da quando sono arrivati all'imbarcadero hanno iniziato
a concedersi molto volentieri al pubblico, hanno fatto tutte le foto che dovevano fare, i selfie, gli autografi, eccetera. Anche in conferenza stampa sono stati particolarmente brillanti, insomma una coppia di consumati uomini di spettacolo, come dicevo prima. Poi abbiamo avuto Jude Law che Jude Law ha fissato il soffitto per tutta la durata della conferenza stampa, con una bocca stranamente a culo di gallina, e ha fatto un'impressione strana. E poi abbiamo avuto Adrien Brody che probabilmente vincerà la Coppa Volpi, o comunque che è la coppa che a Venezia viene data al miglior attore, è comunque interprete di una grande prova, e lui sì che recita in 5 lingue nel film The Brutalist, molto bello. Recita in inglese, italiano, ungherese, ebraico, yiddish, credo di non averne dimenticata nessuna, comunque sono 5, cioè 4 più della Jolie. Poi abbiamo avuto altre star, soprattutto Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Ecco, Lady Gaga è stata la vera star della mostra del cinema, infatti dalla notte prima del suo arrivo il red carpet era già pieno, praticamente c'era una specie di accampamento fatto di tende, di ombrelli per ripararsi dal sole, di materassini, e quindi è stata veramente assalita dai fan. Lei è stata al gioco, è stata assalita anche in conferenza stampa da giornalisti fan. Lei si è fermata fino all'ultimo minuto, firmando qualunque cosa, autografando qualunque cosa, e quindi va il premio disponibilità sicuramente a Lady Gaga. Joaquin Phoenix è un grande, ha fatto un grande Joker per la seconda volta insieme a Lady Gaga, film stranissimo dove è un misto tra un legal thriller, cioè il Joker che si deve difendere dalle accuse in tribunale, e il musical, perché ci sono parecchie parti cantate con dei bei duetti tra Phoenix e Lady Gaga. Quindi Phoenix ha fatto un'altra grande interpretazione, anche lui stranissimo in conferenza stampa, sembrava realmente il Joker, ogni tanto faceva qualche battuta comprensibile soltanto a lui, e con delle risatine inquietanti che richiamavano il suo personaggio, cioè il Joker. Quindi è stata una mostra che è filata liscia fino a ieri, quando è stata presentata la serie M, e qui iniziamo a parlare di storia, di televisione, ma anche di libri. Tra poco vediamo perché. Allora, beh, innanzitutto qualche dato. La serie M, che andrà in onda su Sky nel 2025, è fatta da 8 puntate sulla storia di Mussolini. Il titolo intero è M, il figlio del secolo. Si raccontano gli anni in cui nasce il fascismo e si arriva fino all'omicidio Matteotti, quindi probabilmente assisteremo a una seconda serie tratta dal secondo libro di Antonio Scurati, e a una terza serie tratta dal terzo libro di Antonio Scurati, e arriveremo quindi fino alla morte, all'omicidio del Duce e all'esposizione del cadavere in Piazzale Loreto a Milano. Bene, dicevo appunto che sono 8 puntate, andranno in onda nel 2025. Il regista è un signor regista, cioè Joe Wright, che molti conosceranno per il film The Darkest Hour su Winston Churchill, e l'attore principale, mattatore, perché rimane in scena praticamente dal primo all'ultimo minuto, è Luca Marinelli nei panni del Duce. Fisicamente non gli assomiglia per niente, ha fatto però un bel lavoro sulla voce, ma ecco, siamo arrivati a uno dei punti critici, cioè appunto come viene interpretato il Duce da Marinelli, ma più in generale dal film, dalla serie. Ieri ci sono state 2 conferenze stampa, una ristretta per alcuni giornalisti, una invece quella istituzionale. A quella istituzionale c'erano tutti, a quella istituzionale ha partecipato anche Antonio Scurati, che a un certo punto
si è alzato vestito con una maglietta nera e che è un colore peraltro perfetto per l'occasione e, ha tenuto un mini comizio in cui ha voluto precisare che, il fascismo è ancora tra noi e che, non è certo lui, non son certo i suoi libri, non è certo la serie a, a riportare in auge questa idea criminale. Qui possiamo osservare subito che, excusatio non petita, accusatio manifesta, come dice il famoso luogo comune, cioè, si è scusato di una cosa di cui nessuno l'aveva accusato, il che forse nasconde una certa preoccupazione, ovvero in realtà è proprio la serie diciamo, attribuisce a Mussolini, ma poi ve lo racconterò meglio, attribuisce a Mussolini un fascino che è il fascino dei grandi cattivi, cioè paradossalmente qui Mussolini, che dovrebbe essere un personaggio storico, assomiglia soprattutto al Joker che abbiamo visto il giorno prima. È un vero cattivo e tutta la serie è una sorta di mega fumetto della Marvel, in cui appunto il villain, il ruolo del super cattivo, è occupato da Benito Mussolini. Altri personaggi rilevanti nel film non ci sono in realtà, è fumettistica l'ambientazione oscura e dark, è fumettistica la caratterizzazione dei personaggi secondari, i gerarchi sono tutti scemi, Margherita Sarfatti, amante del duce, che era effettivamente una donna di grande peso intellettuale, viene descritta come un genio assoluto, con degli errori anche piuttosto, evidenti, le si attribuisce un ruolo nella nascita del futurismo, mentre la Sarfatti era esattamente l'opposto, cioè era per il ritorno all'ordine contro le avanguardie, se non per qualche piccolo intervento a favore del futurismo, ma insomma complessivamente non le si può attribuire il ruolo che è invece di Marinetti, e Marinetti che viene trattato come un povero cretino, un pallone gonfiato, uno scemo che recita Zang Tum Tum nei momenti più inopportuni. Insomma, anche questa caratterizzazione è appunto un po' da fumetto Marvel. Si intitola M, il figlio del secolo, come il romanzo, questa prima serie, e, però, dobbiamo dire che appunto non c'è il figlio, perché il figlio sarebbe Mussolini, ma non c'è il figlio perché è stato sostituito da un super cattivo e, non c'è neanche il secolo, perché, noi non dobbiamo dimenticare che negli anni dell'ascesa del fascismo, tra il 1919 e il 1921, in Italia poteva succedere qualunque cosa, poteva accadere che, fosse D'Annunzio a marciare su Roma, D'Annunzio che, era impegnato nell'impresa di Fiume, poteva accadere che, ci fosse una rivoluzione rossa, non a caso si parla di biennio rosso, poteva accadere, un colpo di stato militare, poteva succedere di tutto. Tutto questo non si vede però nella serie, per cui non si spiega l'ascesa del fascismo, cioè l'ascesa del fascismo è spiegata semplicemente con l'abilità machiavellica di Benito Mussolini, con la paura imposta ai cittadini attraverso le squadracce fasciste e attraverso la propaganda. Mi dispiace, ma è troppo poco, non spiega niente questo, ci sono tante altre cose che andavano prese in considerazione, di cui parleremo tra poco e inoltre tra poco parleremo anche dei libri dei romanzi che raccontano la storia dalla parte dei fascisti, dalla parte di quelli che hanno seguito il duce fino a Salò. Sembra che questa letteratura non esista, invece esiste ed è anche importante, oltre che artisticamente rilevante. Per adesso però ci fermiamo qua e ascoltiamo una canzone dei Pink Floyd, ovvero Money.
Eccoci di nuovo qua con alta tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi, stavamo parlando di Mostra del Cinema, della serie su Mussolini e dei libri di Antonio Scurati e adesso riprendiamo il filo. Come stavo dicendo prima della canzone dei Pink Floyd, appunto M è una serie fumettistica, sembra un film della Marvel e non o della DC Comics e insomma la pretesa di spiegare fascismo e antifascismo è secondo me eccessiva, per non dire completamente sballata. In realtà M è un prodotto di intrattenimento anche ben fatto, che ha il legittimo scopo di arrivare a una terza serie e di far guadagnare un sacco di soldi a chi l'ha prodotto, che è un obiettivo assolutamente legittimo, giusto. In realtà è l'obiettivo anche delle piccole produzioni, di chiunque si misuri con il mercato del cinema, dell'audiovisivo. E quello che appunto risulta un po' spiacevole è il tentativo di attribuire a questa operazione, che è palesemente commerciale, un valore di testimonianza sul fascismo e di resistenza al fascismo attuale, che è appunto una pretesa eccessiva e, come dire, non la trovo per niente calzante, ecco. Non mi sembra che sia spiegato il fascismo e non mi sembra che possa essere interpretata questa serie come manifesto dell'antifascismo. Antifascismo, peraltro, in assenza di fascismo, perché provate a pensarci, è lo stesso fatto che questa serie sia stata presentata in una cornice istituzionale come la Mostra del Cinema che dipende dalla Biennale, proprio questo testimonia che di fascismo tutto sommato non deve essercene tanto in Italia. Allora fare gli antifascisti in assenza di fascismo è un po' comodo e inoltre, come dire, butta indietro la discussione politica di parecchi decenni. Ovviamente si accusa di fascismo il nemico politico, in questo modo lo si delegittima e però si evita contemporaneamente di affrontare gli argomenti che vengono portati dalla parte avversa, dalla destra. E purtroppo diciamo che la sinistra in mancanza di idee, si è fissata su questa accusa, anche perché c'è una corrente culturale che ha avuto come esponente ad esempio Umberto Eco, che sostiene che il fascismo italiano è eterno ed è quello che sostiene anche la serie. Ecco, una cosa che non vi ho raccontato e che dà da pensare è che appunto la serie si apre con un monologo di Mussolini, in realtà la serie è fatta di monologhi di Mussolini, che si conclude così: guardatevi intorno a voi, guardate intorno a voi, noi siamo ancora qui. Ora, innanzitutto è il duce che parla in camera direttamente allo spettatore e parla dall'oltretomba. Forse è troppa grazia anche per Benito Mussolini. Ehm, Guardatevi intorno, ma io se mi guardo intorno non vedo le squadre fasciste, non vedo il ritorno del fascismo. Onestamente se mi guardo intorno, penso che il potere non abbia nessun bisogno del fascismo per controllarci, anzi il potere oggi deve essere o sembrare buono e democratico, non cattivo, violento e fascista. È con la bontà e con la democrazia che oggi viene controllata l'opinione pubblica. Ma vabbè, questo è un discorso che ci porterebbe lontano, interessante, magari lo faremo un'altra volta. La seconda osservazione è che parlare in camera, Mussolini che parla in camera dall'aldilà allo spettatore, è un modo di creare complicità, di dire tu spettatore ipocrita, guardati dentro e troverai un po' del fascismo eterno italiano. D'altro canto però questa complicità non si sa poi dove può condurre. Pensate, allora, questa cosa di parlare in camera e di spiegare come dire, i motivi reconditi che stanno dietro le decisioni del duce è copiata integralmente da House of Cards.
in House of Cards c'è questo immaginario vicepresidente degli Stati Uniti, interpretato magistralmente da Kevin Spacey, e appunto il tratto distintivo di questa serie è che abbatte la quarta parete e che Kevin Spacey si rivolge direttamente al pubblico. Ora, è esattamente quello che accade in Mussolini, sono due politici che parlano in camera al pubblico, dicendo al pubblico quali sono i veri motivi delle loro azioni, e non sono mai motivi encomiabili. Si crea appunto si crea una complicità che non si sa dove può condurre, perché per esempio il Joker è un personaggio negativo, ma chi non empatizza e alla fine non solidarizza con lui? Quindi è un gioco bello rischioso quello che hanno fatto gli sceneggiatori, e che rischia come dire, di ottenere il risultato opposto a quello che forse si sono prefissati. Ehm, Abbiamo parlato quindi abbondantemente della serie, di cui sentirete discutere per qualche giorno minimo, e poi di nuovo quando verrà trasmessa nel 2025 da Sky. E adesso parliamo brevemente dei libri che l'hanno generata, ovvero ispirata, ovvero la trilogia M di Antonio Scurati, che è stata variamente commentata, ma come dire, ampiamente stroncata dagli storici per una serie di motivi. Diciamo che Scurati si prefigge l'obiettivo di essere oggettivo, no? Quindi accanto alla narrazione c'è una parte di documenti storici a suffragio di quello che Scurati ha raccontato. Però a molti, diciamo, è sembrato un po' riduttivo, cioè paradossalmente esalta involontariamente la figura del duce, e invece dice, come dire, limita, non spiega bene, racconta ma non spiega, cioè ci racconta delle cose, ma alla fine non si capisce perché gli italiani si siano consegnati a un manipolo di squadristi. Non si capisce la profonda crisi delle istituzioni italiane, con la vecchia classe politica liberale che era al declino, ma anche al declino fisico, e che non aveva saputo trovare nuove leve, degli eredi. Non si capisce la debolezza del re, che era una debolezza anche, come dire, di carattere forse. Non si capisce il ruolo dell'esercito, quanto mai ambiguo. Non si capiscono tante cose, non si capisce la dialettica parlamentare, non si capisce il personaggio, che pure ha un grande rilievo, di Matteotti. Ehm, Viene attribuita al duce addirittura una capacità superiore a quella che aveva. Certo, era un abilissimo politico, ma non dobbiamo dimenticare che nei momenti chiave il Mussolini era pronto a tirarsi indietro, e, come dire, furono le minacce dei suoi stessi gerarchi a convincerlo di dover forzare la mano in molti casi. E, inoltre, c'è un altro fatto, che se voi pensate come è finito il fascismo, ma il fascismo è finito non per merito dell'antifascismo, ma per merito dei fascisti meno 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 proni davanti al duce, che lo rovesciano nella famosa notte del 25 luglio 1943, e il ruolo chiave lì è giocato da Dino Grandi, che nella serie è praticamente un cretino. Viene rovesciato da Dino Grandi, da Bottai, da Ciano, cioè sono i fascisti che si rendono conto che la guerra non può assolutamente più andare avanti, e poi è il re a completare l'opera. Quindi nessuno ovviamente vuole negare o ridurre il valore dell'antifascismo. Ovviamente è un valore che deve essere sempre accompagnato, però, aggiungo, dall'anticomunismo, altrimenti la cosa rimane a metà. In realtà
per appartenere alla famiglia democratica e liberale è necessario essere contro tutti i totalitarismi, quindi bisogna essere antifascisti, ma non basta, bisogna anche essere anticomunisti. Comunque, allora questa trilogia, ovviamente, è interessante. Francamente non saprei se la consiglio o meno, ehm, nel senso che appunto è interessante, forse un po' fuorviante, forse non merita, visto il numero di pagine, una attenzione così, spasmodica, però, vale sempre la pena di vedere, di capire di cosa si parla in generale. Qui voglio invece citare una serie di testi che di autori anche, che raramente vengono presi in considerazione quando ci si occupa di fascismo, eppure sono autori, cruciali per capirlo. Ora, intanto vorrei dire che uno di questi autori, è un antifascista, ovvero Italo Calvino. Italo Calvino, andate a leggere i racconti di Ultimo viene il corvo o Il sentiero dei nidi di ragno, ci dà una versione della Resistenza che rifiuta gli stereotipi in maniera molto evidente. Ehm, Mette in scena degli uomini, con sfumature reali, non è che tutti i partigiani sono buoni, e tutti i fascisti sono solo violenza. Poi, a parte Calvino, consiglio la lettura, ma non mi dilungo perché l'ho già fatto, di Giuseppe Berto, che è uno che ha attraversato il fascismo e che in Guerra in camicia nera ha raccontato la disfatta del fascismo, salvo poi venire accusato appunto di essere un nostalgico. Ma qui vorrei fermarmi su due autori in particolare. Uno è Carlo Mazzantini che è il padre della famosa scrittrice e attrice e regista, e che ha scritto una serie di romanzi, il più famoso è A cercar la bella morte, che cercano di spiegare perché una parte dei giovani, nel corso della seconda guerra mondiale, quando Mussolini ritornò con la Repubblica Sociale di Salò, perché molti giovani si arruolarono e vollero seguire Mussolini in un'impresa che sembrava che si capiva insomma che era disperata. Il romanzo di Mazzantini fa vedere che anche quelli che stavano dall'altra parte, cioè dalla parte dei cattivi, erano mossi da idealismo, nel senso che pensavano che comunque l'Italia non potesse tradire l'alleato, pensavano che Mussolini non fosse stato deposto nella maniera corretta, pensavano che gli ideali socialisti che Mussolini, diciamo un po' strumentalmente, aveva posto alla base della Repubblica Sociale appunto di Salò, fossero quelli giusti. Ehm, Poi in realtà gli italiani furono usati dai tedeschi per combattere altri italiani e ne venne fuori una guerra civile assolutamente tragica. Però se volete cercare di capire le motivazioni di chi è stato con i cattivi, i libri di Carlo Mazzantini, in particolare appunto A cercare la bella morte, sono fondamentali. Un altro autore dimenticatissimo, che però ha scritto un romanzo assolutamente notevole, è Giose Rimanelli, che è un autore abruzzese che ora ehm, o molisano, non vorrei sbagliare, ma comunque insomma è un autore che ha vissuto gran parte della vita poi all'estero, dove ha insegnato nelle università americane e canadesi. E Tiro al piccione è un romanzo che è stato pubblicato in origine da Einaudi e il piccione è diciamo l'aquila che in realtà stava sul cappello dei combattenti dell'esercito di Salò. Tiro al piccione perché appunto erano la testa dei soldati fedeli a Mussolini era nel mirino dei cecchini avversari. Anche questo è un romanzo molto interessante. Einaudi l'ha pubblicato stranamente e ciò va a merito della grande casa editrice di Torino, salvo poi però, diciamo, come dire,
non ha avuto un seguito la carriera di Rimanelli nella grande editoria, nonostante abbia scritto tanto, ha scritto tante poesie, ha scritto tanti testi di narrativa. Anche questo è un libro assolutamente da conoscere se volete capire le motivazioni di chi stava con i cattivi. E io chiudo qua, vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo.